Sono rimasti subito insospettiti da questo particolare trasporto perché il gasolio era contenuto in delle taniche non regolamentari e quindi hanno cercato di approfondire la provenienza di questo carburante. L'indagine è iniziata così, quando una pattuglia dei carabinieri ha intercettato lungo la strada regionale Treviso Mare il furgone Fiat Scudo di un pescatore cinquantenne di Favaro Veneto. Nel veicolo i militari dell'Arma hanno trovato 500 litri di gasolio in varie taniche. Il pescatore, dopo aver tentato di dare varie risposte per giustificare il trasporto del carburante, ha ammesso infine di aver acquistato il combustibile per 450 euro da un 44enne di Treviso. Si è scoperto nel giro di poche ore che il carburante trasportato proveniva dalla cresta effettuata su alcuni trasporti da parte di un trasportatore trevigiano. Il trevigiano, alla guida dell'autocisterna, per conto della ditta con la quale lavorava, si appropriava al termine di ogni trasporto di piccoli quantitativi di gasolio che venivano immagazzinati e poi smerciati ai clienti compiacenti. Diesel che veniva illegalmente venduto a 90 centesimi al litro. All'interno della sua abitazione, nella periferia di Treviso, i militari hanno inoltre trovato una cisterna con 300 litri di gasolio che è stata posta sotto sequestro. Per l'autotrasportatore di 44 anni, dipendente di un'azienda di Treviso, è scattata la denuncia per furto aggravato.